Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie immigrati maroni. È un allarme che noi avevamo lanciato mesi fa, ci avevano preso per terroristi ed ora c'è l'ufficializzazione che mi costringe a dire che si è perso tempo prezioso. Il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni ha commentato così il rischio espresso oggi da esponenti del governo libico che tra gli immigrati in arrivo in Italia sbarchino nelle prossime settimane anche alcuni terroristi dell'ISIS. A margine dell'inaugurazione del padiglione di Israele ad Expo 2015, Maroni ha ribadito che il governo italiano ha perso tempo, l'Europa ha perso tempo sottovalutando il rischio vero. Adesso non bisogna perdere neanche un minuto, bisogna solo impedire ai barconi di partire, ha sottolineato il presidente della regione Lombardia. Bisogna schierare le navi militari e fare campi profughi in Libia, altrimenti non lamentiamoci se scoppia qualche bomba, ha concluso Roberto Maroni. C'è una proposta delle Nazioni Unite e credo che sia una proposta ragionevole, la sostiene tutta la comunità internazionale. Mi auguro che nei prossimi 20-25 giorni prima dell'inizio del Ramadan si arrivi finalmente a stabilire un governo più largo che ci servirà anche per l'emergenza immigrazione, ma soprattutto che stabilizza la Libia ed evita il diffondersi di minacce anche sul piano del terrorismo. È il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ad aver risposto così oggi a Firenze sulle vicende libiche a margine del Festival delle Religioni. Intanto è l'ammiraglio Enrico Credentino, capo del terzo reparto pianificazione dello Stato Maggiore della Marina Militare ed ex comandante della Task Force della Forza Navale dell'Unione Europea e UNAVFOR, l'ufficiale che l'Italia avrebbe proposto per la guida della missione europea contro il traffico di esseri umani. L'Italia, riferiscono fonti qualificate, si candiderebbe anche per ospitare il quartier generale dell'operazione europea. Passiamo alla cronaca fisco, un'operazione denominata Ferro condotta in collaborazione della Criminal Polizei tedesca e dai carabinieri di Gela Caltanissetta ha portato all'arresto di 10 persone tra Germania, Olanda e Italia. È stata così smantellata un'organizzazione di italiani residenti in Germania che con un complesso giro di società fittizie ha evaso il fisco e le casse della previdenza sociale tedesca producendo fatture false per molteplici ditte impegnate nell'edilizia. L'organizzazione ha provocato in circa 4 anni un danno erariale per 17 milioni di euro. 7 gli arresti eseguiti in Germania, 2 in Italia, 1 in Olanda, oltre a perquisizioni e sequestri di beni per milioni di euro. Oltre ai 2 arrestati in Italia, Niscemi Caltanissetta, in forza di un mandato europeo, sono state effettuate perquisizioni, nonché sequestri di beni e conti correnti di soggetti organici all'organizzazione. Genova, 4 anni di reclusione sono stati chiesti dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Patrizia Petruziello della Procura di Genova per Flavio Briatore, processato per un'ipotesi di sottrazione di somme dovute al fisco italiano nell'esercizio dello yacht Force Blue. Secondo l'accusa, il Force Blue sarebbe stato nell'esclusiva disponibilità di Briatore, che avrebbe intestato ad una società di comodo lo yacht simulando un'attività di chartering, cioè di noleggio. Questa simulazione avrebbe permesso all'imprenditore di evadere l'IVA sull'acquisto dell'imbarcazione e non pagare le accise dovute sul carburante. Dall'estero conti pubblici, Unione Europea, via libera alla clausola di flessibilità per l'Italia, ma in cambio dell'attuazione delle riforme e della compensazione degli effetti sui conti pubblici della sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni. All'ordine del giorno della Commissione Europea domani c'è l'approvazione delle raccomandazioni specifiche per paese, una delle tappe del semestre europeo con il via libera all'uso della flessibilità sui conti pubblici italiani, consentendo una correzione del deficit strutturale dello 0,1% il prossimo anno anziché dello 0,5%. L'Italia sarà quindi eleggibile per l'uso della clausola di flessibilità, a condizione però che attui adeguatamente le riforme e compensi appunto l'impatto sui conti della sentenza della consulta. Da Londra il primo ministro britannico David Cameron vorrebbe tenere un referendum sull'appartenenza della Gran Bretagna all'Unione Europea prima della fine del 2017 e vuole modificare il Trattato europeo nell'ambito di una rinegoziazione dei rapporti con l'Unione. L'ho riferito il suo portavoce: se potremmo farlo prima lo faremo, ha detto il portavoce di Cameron. Non ci sono cambiamenti su questa posizione. Il primo ministro lo ha chiarito in diverse occasioni, vuole una modifica del trattato. Il consiglio che ha avuto è che è necessaria una modifica, per esempio nei termini di alcuni cambiamenti che vuole vedere nel welfare, ha aggiunto il portavoce del premier britannico David Cameron. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a risentirci. Hey gringo, Vinicio ti aspetta